siamo a Schio per le finali regionali Under 14 maschili e femminili. Abbiamo a livello maschile la finale tra la Pallavolo Padova e Volley Treviso, appena conclusa con il punteggio di 3-0 a favore della Pallavolo Padova. A seguire avremo la finale femminile Under 14, primo e secondo posto, tra San Donà e San Vendemiano di Treviso. Bene, siamo qui col capitano del GL Volley Clodia San Donà, nome lunghissimo, come anche lunghissimo il capitano, e avete meritato, strameritato questa finale, che non c'è stata storia, non avete sbagliato niente. E quanto avete lavorato per arrivare a questo risultato? 2 settimane ormai che lavoriamo intensamente per questa grandissima finale. Adesso abbiamo portato una bellissima vittoria a casa che ci potremo andare tranquille a fare le nazionali a Trani e siamo molto contente. Bene, siamo qui col capitano del San Vendemiano. Un po' le conosco perché sono anch'io trevigiano e secondo me oggi non avete espresso il vostro potenziale, però onore al merito che siete arrivati in questa finale e che sarete tra le 3 squadre del Veneto che andranno alle finali nazionali. Cosa vi è mancato oggi per poter esprimere il vostro potenziale? La ricezione, forse la difesa, che comunque noi ci basiamo su quello. Peccato perché era un'opportunità per noi, però vabbè, non ce la siamo giocata al meglio. Eravamo partite non pensando proprio di arrivare fino a questi livelli, però adesso abbiamo anche le nazionali e questo è proprio un onore per noi.